Andiamo dal dramma alla commedia dell'arte, alla commedia brillante, quindi un ventaglio ampissimo di proposte, sempre di altissima qualità. Inizieremo con uno spettacolo davvero straordinario, Antenore della compagnia La Trappola. È uno spettacolo molto particolare perché il testo originale è in lingua veneta, scritto da un giovane e talentuoso scrittore vicentino, Paolo Pezzuolo, e tratta appunto il dramma del protagonista, Antenore, considerato il mitico fondatore della stirpe veneta. Noventa Vicentina punta sul solco della storia locale per connotare la nuova stagione teatrale di prosa. La 36esima edizione è in asse di partenza, promossa dall'Assessorato alla Cultura con Arte Venne e il circuito multidisciplinare del Veneto. La proposta culturale, che va dal dramma alla commedia dell'arte, vede in calendario 11 spettacoli previsti da novembre a marzo e dedicati ad un pubblico di giovani e adulti. 3 invece saranno quelli dedicati espressamente ai più piccoli. La storia però resta la protagonista. Ecco, il termine storico è proprio quello che si addice alla tradizione del teatro Noventa Vicentina, un teatro di qualità, che Arte Venere ce l'ha garantito ormai da quasi 40 anni, ma anche un teatro amatoriale molto importante, quindi voglio veramente ringraziare le compagnie teatrali amatoriali noventane, la più importante storica dal punto di vista, diciamo così, anche della partecipazione, Amici del Teatro Dino Marchesin, e la Beffa.